Buonasera a tutti, ciao. Questa sera facciamo la pescavizza. Allora, per fare la pescavizza ci vuole carne macinata, io uso il maiale come al solito, sale, pepe, peperoncino, paprika, un po' di olio per friggere, oppure potete farla sulla griglia o su una bistecchiera, un po' di rucola per guarnire il piatto, mezza cipolla per una porzione. Poi ci servirà un attrezzo che ho inventato io, che poi vedrete, un po' di pellicola e basta. Ok, allora prendiamo la nostra carne macinata, anzi prima tagliamo la cipolla a pezzettini piccoli piccoli. Così. Così. Andiamo a farla pezzettini piccoli piccoli. Ok, adesso mescoliamo la cipolla con la carne, prendiamo il nostro misto di spezie, il sale, la percentuale di sale è del 18 per 1000, le spezie sono ad occhio perché è una percentuale, è una quantità troppo piccola per pesarla. Ok, adesso andiamo a mescolare bene. Togliamo un attimo questo che non serve più. Per una pescavizza la quantità di carne è di circa 300 grammi, è un piatto abbondante, si può mangiare anche in 2 persone, oppure potete farlo più piccolo, ma diciamo per avere un bel piatto la porzione è questa. Ok, adesso che abbiamo impastato bene andiamo a prendere l'ultimo ritrovato della tecnologia. Un po' di pellicola. Allora, un attimo. Facciamo così. Così. Andiamo a prendere la nostra carne. Facciamo una palla. Ok, andiamo a versarla all'interno. Ok. Ora, col coltello togliamo la pellicola qui. Okay. Andiamo a coprirlo sistemando bene i bordi. Poi con questa parte dell'attrezzo tecnologico andiamo a schiacciarla fino ad ottenere la pescavizza. Chiaramente potete fare a seconda delle pentole che avete in casa, poi vedete voi la dimensione. Comunque il risultato è questo. Allora l'ideale adesso sarebbe prenderla, metterla in frigo e lasciarla riposare almeno una mezza giornata, anche perché andare a cucinarla adesso tenderà a rompersi, infatti speriamo di non romperla, comunque per il bene. Ok, fuoco, un po' di olio, io lo faccio in padella, ma potete farla in una bistecchiera oppure sulla griglia, in quello che avete. Un attimo che facciamo scaldare l'olio. Non è per te, no. Ma lui sperava. Il vino che vi consiglio è una Malvasia. Una Malvasia, in questo caso è una Malvasia dell'Isonzo. Potete trovare anche buone Malvasie del Coglio, anzi ottime. Salute. Ok, andiamo a prendere la nostra pescavita, la scartiamo, la poggiamo sul palmo della mano
e la mettiamo nella padella. Io ho il presentimento che la romperò per girarla. Vabbè, speriamo bene, dai. Allora, questo qua non ti serve più. Per evitare di romperla vi consiglio di lasciarla abbrustolire bene, non girarla continuamente, cercare di lasciarla su fino, diciamo che sarà, fino a che avrà raggiunto la cottura da una parte e girarla una volta sola per evitare proprio di andare a romperla. Se invece l'avete fatta riposare, se l'avete fatta riposare mezza giornata o anche 2 giorni in frigo può rimanere perché tanto è salata, in quel caso sarà molto più compatta e più difficile che si rompa. Allora intanto prepariamo il nostro piatto. Nel piatto io ci metterò un po' di rucola, e poi ci metteremo un po' di fagioli in secca, però anzi no, è grande, è un piatto grande oggi. Allora, ho cambiato idea. Ok, facciamo un po' così. Ok, un po' di rucola. Adesso vediamo se riesco a girarla senza romperla. Mettiamola su un po' un attimino. Vediamo. Ovviamente l'ho un po' rovinata. Lui è sempre impassibile. È in attesa. Tanto che aspettiamo che finisca di cucinare. Vorrà ancora 1 minuto o 2. Pescavetta è un piatto originario dei Balcani. Io l'ho conosciuto durante questo di frontiera. Ok, adesso è quasi pronto. Vediamo se riusciamo a impiattarla senza fare disastri. Facciamo così. Mettiamo un po' i fagioli in testa che ho preparato prima. Potete accompagnarlo anche con patate fritte, patate in testa o quello che vi va meglio. Ecco qua la nostra pescavizza. Ciao a tutti, ci vediamo domani.